Legnago è la tipica città di provincia dalla piazza vasta e dalle vie strette e tortuose, ove ogni casa par cresciuta per conto suo, incurante della vicina, o sorpassandola per vanità, o arretrandosi per comodità. Città che il turismo trascura, che le grandi linee ferroviarie hanno dimenticato e che ha tratto perciò tutto da se stessa, con una grazia campagnola e una sincerità bonaria non priva a volte di un certo sussiego, quasi da piccola capitale. Sembrano molto lontani nel tempo i vividi tratti abbozzati da Giovanni Censato sulle pagine del Corriere della Sera del 2 agosto 1941, che saluta così la sua città, chiamandola con ironia piccola capitale. Centro di insediamenti produttivi e punto di riferimento nella pianura veronese, oggi Legnago vanta un ruolo importante nel territorio, testimonianza del determinante peso che la città ha avuto in passato. Insieme alla comunità di Porto, al di là dell'Adige, Legnago ha sostenuto nel corso della sua storia plurisecolare smisurati carichi economici, di lavoro e pesanti contributi di vite umane per la difesa del territorio. Le indagini archeologiche di questi ultimi anni nel centro cittadino hanno riportato in luce parti di fortificazioni che cinsero la città per molti secoli, fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando venne meno il ruolo della fortezza nel territorio. Nell'ottobre del 1866, la giunta provvisoria legnaghese, guidata da Pietro Abrese, invitava con un proclama tutti i cittadini dai 21 ai 55 anni ad arruolarsi nella Guardia Nazionale, alla quale sarebbe stata affidata la tutela dell'ordine pubblico della città dopo il congedo delle truppe austriache e la consegna della fortezza alle truppe italiane. L'11 ottobre, il comandante delle forze austriache dislocate in Veneto, dopo la pace di Vienna, consegnava a nome dell'imperatore Francesco Giuseppe le chiavi della munita fortezza di Legnago al rappresentante di Napoleone III, il generale Leboeuf, che a sua volta le consegnava a Pietro Abrese, rappresentante della comunità legnaghese. Mentre i soldati austriaci, dopo più di 50 anni di egemonia, lasciavano la fortezza, una folla affestante accoglieva a Porta Mantova le truppe italiane che, sventolando un grande tricolore, entravano in città. Il 4 novembre la comunità raccolta festeggiava solennemente l'annessione di Legnago al Regno d'Italia. Per Legnago si completava un lungo itinerario storico, il cui epilogo era iniziato dopo la caduta della Repubblica di Venezia sul finire del 1700. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797, Legnago non perde il ruolo e la posizione strategica che la Serenissima gli aveva affidato. Lo si capisce bene dal fatto che Napoleone Bonaparte, fin dal suo primo arrivo a Legnago nel 1796, pensa a tutta una serie di migliorie alla struttura fortificata, intuendo appunto il ruolo fondamentale, strategico della piazzaforte. A partire dai primi anni dell'Ottocento, gli ingegneri militari francesi penseranno e progetteranno un grande campo trincerato che avrebbe dovuto rendere ancora più forte e inespugnabile la fortezza di Legnago. Il campo trincerato, posto antistante le mura, doveva estendersi su una superficie di circa 60 ettari ed essere costituito da torri, fossati e terrapieni che avrebbero reso inespugnabile la fortezza. I lavori di costruzione, iniziati nel 1801, poco dopo furono sospesi per motivi sostanzialmente economici e l'opera non venne mai realizzata. Gli austriaci si impossessarono di Legnago nel 1814 e l'anno successivo l'imperatore Francesco I venne ad ispezionare le fortificazioni, che furono oggetto di accurato studio da parte del genio militare. I continui tumulti e le campagne napoleoniche d'Italia
spinsero l'Austria tra il 1815 e il 1866 a realizzare quella grande struttura difensiva che sarà il Quadrilatero, i cui capisaldi erano rappresentati dalle fortezze di Peschiera, Mantova e Legnago. Il Quadrilatero doveva servire a difendere due confini, il confine del Mincio, e quindi il confine verso la Lombardia, e il confine meridionale del Po. E di conseguenza era stato pensato dal genio militare austriaco come una sorta di linee consecutive. Una prima linea di confine andava da Peschiera e Mantova e appunto doveva difendere il confine occidentale. Una seconda linea meridionale andava da Mantova a Legnago e serviva appunto a difendere la linea meridionale del Po. In realtà il ruolo di Verona era più decentrato. La città, infatti, avendo la possibilità, attraverso il collegamento con la Valle dell'Adige, di connettersi direttamente con l'Austria, serviva come centro di smistamento per i rifornimenti e per le truppe, che appunto da Verona potevano arrivare facilmente a Legnago, a Mantova e a Peschiera a seconda delle necessità. Del periodo legato all'occupazione austriaca, oggi resta una struttura ideata all'inizio del 1800 come caserma di cavalleria e successivamente utilizzata come ospedale militare dagli stessi austriaci. Oggi l'edificio ospita il centro ambientale e archeologico della città. Dopo le guerre di indipendenza e l'unità d'Italia, venendo meno l'importanza strategico-militare della fortezza, i legnaghesi sentirono la necessità di liberarsi dalla cinta muraria, che impediva lo sviluppo edilizio, economico e commerciale della città. Nel 1884, il Consiglio Comunale, in occasione dei lavori di arginatura e allargamento dell'alveo del fiume Adige, in conseguenza alle esondazioni, chiedeva al Ministero della Guerra l'autorizzazione a demolire le mura di cinta per dare un nuovo assetto urbano all'intera città e 3 anni dopo, nel 1887, furono iniziati i lavori di abbattimento di Porta Ferrara e Porta Mantova, ritenute ormai inutili. Tra il 2002 e il 2006 la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ha condotto nel centro storico di Legnago alcune indagini archeologiche che hanno permesso di leggere in più punti tratti del sistema difensivo e del tessuto urbanistico della città di Legnago portato a compimento tra il 500 e il 600. Nel 2002, nel corso dei lavori di riqualificazione di Corso della Vittoria, è emersa a Porta Mantova. Tra il 2002 e il 2004 si è svolto un intervento di archeologia preventiva nell'area tra via Montessori e via Leopardi, nella zona occupata dalle ex cantine Peternella. Qui è emersa un'articolata struttura difensiva facente parte del baluardo San Bernardo, che era uno dei vertici della fortezza San Micheliana. Nel 2006, infine, nel corso dei lavori per la creazione di una rotatoria in piazzetta Carducci, è stata indagata Porta Padova, collocata al di là del fiume a Porto. Questa porta, ricostruita parzialmente nel XIX secolo, rimase in uso fino agli inizi del secolo scorso e la sua struttura ci è nota anche tramite alcune foto d'epoca. Per la posizione geografica e strategica, Legnago, fin dai tempi antichi, ebbe un'indubbia importanza su un vasto territorio, noto con il nome di Bassa Pianura Veronese. Posta sulla sponda destra del corso dell'Adige, la cittadina è situata pressoché al centro di territori di diverse province. Per questa sua importanza geografica, la città ebbe nei secoli innegabili vantaggi, ma anche una storia di lotte e di rovine, fin da quando sulle rive dell'Adige sorse il primo baluardo longobardo, divenuto secoli dopo l'inespugnabile fortezza veneta. Nel 1405, quando la Repubblica di Venezia conquista la terraferma veneta, trova a Legnago una fortezza che considera di fondamentale importanza dal punto di vista strategico per il controllo territoriale dei suoi confini meridionali. Da ricordare ad esempio che qualche decennio dopo, nella seconda metà del 400, in particolare nel 1483,
Il grande storico veneziano Marin Sanudo ebbe modo di visionare la fortezza e in particolar modo si soffermò sulla grande rocca formata da 4 torrioni che considerò inexpugnabile e la chiamò, questo è fondamentale, la rocca più forte di Lombardia. La fortezza ebbe un ruolo fondamentale qualche anno dopo durante le campagne militari di Venezia contro la Lega di Cambrai. La conquista della Rocca di Legnago da parte degli eserciti della Lega avrebbe infatti compromesso il dominio di Venezia in terraferma. Nel giugno 1510 l'esercito francese guidato dal Gran Maestro di Francia decise di porre l'assedio a Legnago. Compì una manovra a tenaglia, riuscì a conquistare la cittadina di Porto di Legnago. Nella piazza principale del paese piazzò una serie di artiglierie che cominciarono a bombardare incessantemente la città. I bombardamenti martellanti e il feroce assedio, descritti magnificamente dal Tintoretto nella celebre battaglia sull'Adige, fecero cadere in pochi giorni la fortezza nelle mani dei francesi. Dopo i disastrosi avvenimenti che avevano distrutto Legnago, decimata la popolazione, rovinato il commercio e le industrie, il capitano generale della Repubblica di San Marco, Andrea Gritti, futuro doge, sostenne in Senato la necessità che Legnago venisse fortificata in modo adeguato ai mutati sistemi difensivi, definendola strategicamente chiave dello Stato. Intorno al 1530 il Senato della Repubblica Veneta incaricò il celebre architetto veronese Michele Sammicheli di progettare e dirigere i lavori di fortificazione di Legnago e Porto, che per ragioni strategiche furono uniti in un unico centro. Sammicheli, dopo essersi formato a Roma con Bramante, Raffaello, Sansovino e Sangallo, tornò in Veneto e fu ingaggiato dalla Serenissima Repubblica come architetto militare. Progettò fortificazioni in tutto l'impero veneziano, non solo in Italia, ma anche in Dalmazia, a Zara, a Sebenico, a Creta e a Corfù. Per Legnago ideò una fortezza a forma di esagono bastionato, divisa a metà dall'Adige, ai cui vertici c'erano 6 baluardi, cioè dei terrapieni con rivestimenti murari. 3 dalla parte di Legnago e 3 da quelle di Porto. Il baluardo sopracorrente era denominato San Martino, quello centrale San Zuane o Bragadino, quello sottocorrente San Bernardo. A Porto i baluardi situati nel medesimo ordine erano chiamati della Porta Aperta o di sopra, di San Pietro di mezzo, di Porta Stupa o di sotto. L'estensione delle mura, alte 3,5 metri, era di circa 4.200 metri. 4 erano le porte di accesso alla fortezza, 2 a Porto e 2 a Legnago. A Porto, presso il bastione sopracorrente, vi era Porta Padova, attribuita dal Vasari all'architetto Sammicheli. Una seconda porta, Porta Serrata, era posta nel bastione sottocorrente. A Legnago, presso il baluardo sopracorrente, c'era Porta San Martino, detta Veronesa, edificata su disegno del Sammicheli e ispirata alle coeve Porte Palio e Nuova, realizzate dal Sammicheli per Verona. Nel bastione sottocorrente c'era Porta Stupa. Nel XVII secolo fu aperta per ragioni difensive Porta Mantova. Porta Mantova fu voluta dalla Repubblica Veneta per apportare migliorie funzionali alla fortezza e per rispondere a nuove esigenze. Prese infatti il posto di un accesso più piccolo che si trovava nelle mura. L'indagine archeologica ha reso possibile la lettura di dettagli costruttivi e di dettagli tecnici che rivestono indubbiamente grande interesse. È stato per esempio possibile leggere i rapporti stratigrafici tra le varie strutture della porta che sono databili tra il 600 e l'800. Interessante per esempio la presenza dei resti di 2
contrafforti pertinenti alla cinta muraria della fortezza cinquecentesca, appositamente tagliati e asportati proprio per far posto alla nuova porta. La rivoluzione edilizia, iniziata nel 1887, dopo l'abbattimento del secolare sistema difensivo, aveva trasformato nel giro di pochissimi anni la città, cambiandone radicalmente il volto. Le nuove superfici rese libere si coprirono di edifici e altri vennero costruiti dopo il varo del piano regolatore del 1895. Del recente passato rimangono attorno al centro storico alcuni edifici sorti tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, che rivelano soluzioni costruttive indubbiamente interessanti. Gli esiti furono a volte molto felici, come nel caso di alcune residenze che si propongono come esempi dell'Art Nouveau, cioè edifici che si avvalgono di decorazioni in cemento a forma di volute, con echi e ispirazioni floreali, rivestiti spesso di ceramiche anche dipinte, e si avvalgono anche di belle cancellate in ferro battuto. Non dobbiamo dimenticare inoltre le grandi realizzazioni come l'ospedale, il Teatro Salieri, edifici realizzati sempre tenendo presente anche la necessità di dare una risposta estetica di qualità, un'architettura di livello adeguato a quello che Legnago si proponeva di essere nel Novecento, cioè il capoluogo della zona di pianura. Alla realizzazione di prestigiose architetture residenziali hanno contribuito importanti famiglie legnaghesi. Alcune, in particolare, hanno dato lustro alla città. Il Palazzo Accordi Fioroni è oggi sede della Fondazione Fioroni, prestigiosa istituzione culturale sorta nel secondo dopoguerra per opera di Maria Fioroni, storica, archeologa e filantropa generosa. Poco o nulla è rimasto del passato. Tuttavia, il centro storico conserva il sistema viario dei borghi medievali, dove le strette vie convergono verso Piazza della Libertà, vero cuore della città. Della fortezza, dopo le distruzioni ottocentesche, non vi è più traccia. Il torrione quattrocentesco al centro della piazza rimane l'unica testimonianza della plurisecolare storia militare e difensiva della piazzaforte di Legnago.